Le ragazze di casa del Valle d'Agro Crespano, in divisa giallo-blu, schierano Kim Fontana alzatrice, Anna Rizzardo opposto, Monica Toffolo e Laura Martini schiacciatrici, Sara Porcellato ed Elena Disegna centrali e Leonora Di Fede libero. L'allenatore è Vincenzo Munaron. Le ospiti padovane della Nova Funghi, in maglia bianca con inserti rossoneri, allenate da Giovanni Galesso ed Elisa Dallarmi, giocano col capitano Angelica Zin alzatrice, Tania Ferrazzo opposto, Chiara Cascasi e Maria Sensolo schiacciatrici, Serena Sato e Chiara Lincetto centrali, Michela Zago libero. Inizio decisamente in salita per le ragazze del Crespano, troppo fallose sotto rete e in attacco. Le ospiti si dimostrano più solide in difesa, finalizzando in contrattacco con l'opposto Tania Ferrazzo e con la centrale Serena Sato. La Nova Funghi si avvantaggia sul 12-5, mantenendo il margine per larga parte della prima frazione. Le trevigiane sfruttano un passaggio a vuoto delle ospiti, colpendo con Sara Porcellato che avvicina le giallo-blu a -3 sul 13-16. Ma le padovane rispondono con le centrali Lincetto e Sato. Il Crespano sbaglia in attacco con la Martini e il distacco si espande nuovamente. Le ospiti vanno a segno a ripetizione con la fast della Sato. La Toffolo sbaglia in ricezione e la Nova Funghi conquista il primo set per 25-17. Il Crespano dà timidi segnali di reazione nelle prime fasi della ripresa, riuscendo a colpire in contrattacco con l'opposto Anna Rizzardo. Coach Munaron inserisce la banda Alessia Bernardi per Laura Martini. Le locali provano a contrastare le padovane, ma la ricezione delle giallo-blu è troppo insicura. L'attacco leggero e impreciso per poter impensierire la difesa della Nova Funghi, che piazza un pesante break di 7 punti, allungando dall'11-9 al 18-9. Le ragazze del Crespano subiscono i contrattacchi delle ospiti, più volte a segno con la centrale Sato e con l'opposto Ferrazzo. Sul 20-12 le locali si bloccano completamente, non riuscendo più a fare il cambio palla. La Nova Funghi infila 5 punti consecutivi grazie all'efficace battuta di Chiara Lincetto, che chiude la seconda frazione con un ace, fissando il risultato sul 25-12 per le padovane. Anche l'avvio del terzo set è favorevole alla Nova Funghi, a segno con la fast della Sato e col contrattacco della Sensolo. Le ospiti, grazie alla buona regia dell'esperta alzatrice Angelica Zin, variano efficacemente il gioco, eludendo il muro del Crespano. Le giallo-blu resistono affidandosi all'opposto Anna Rizzardo, che riesce talvolta a far breccia nella difesa padovana. Più cattive, voglio vedere cattiveria in battuta, in attacco. Scegliamo un attimo da attaccare. Ricezione da muoversi. Se non ci muoviamo non prendiamoci pallone. Le indicazioni e l'incoraggiamento di coach Munaron stimolano le ragazze del Crespano, che producono una decisa reazione mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Alessia Bernardi va a segno da posto 4, le ospiti sbagliano in attacco agevolando la rimonta delle trevigiane, che raggiungono la Nova Funghi sull'11 pari. La fase centrale della terza frazione vede il Crespano lottare punto a punto con le ospiti, colpendo su primo tempo con le centrali Porcellato e Disegna. Le giallo-blu di casa difendono e vanno a segno in contrattacco con Toffolo e Bernardi, portandosi avanti sul 18-16. Il buon momento delle locali tuttavia finisce qui, spento da un filotto di 4 gravi errori in ricezione e in attacco, che vanifica quanto fatto di buono in precedenza. Il muro padovano ferma la Toffolo, la Nova Funghi piazza un micidiale break di 7 punti, portandosi sul 23-18. Le giallo-blu lottano ancora, annullando 3 palle match alle avversarie, ma si devono arrendere al potente attacco di Tania Ferrazzo che dà la vittoria alle ospiti. Usciamo da un periodo non molto facile in cui avevamo bisogno di ritrovarci. L'avversario ci ha dato una grossa mano perché ci ha permesso di esprimerci al meglio, anche se possiamo fare ancora molto perché la squadra è molto giovane e punta molto sulle giovani che crescono dal nostro giovanile e ha bisogno di formarsi un po' nel carattere e di esprimere il vero gioco che siamo in grado di fare.
Di sicuro abbiamo trovato un miglioramento a livello di squadra, di gruppo, ci siamo trovate molto più affiatate delle altre partite. Il risultato è stato quello che è stato, però siamo contente lo stesso, cerchiamo sempre di migliorare. Non si può assolutamente nascondere che le difficoltà saranno grosse. Probabilmente ci sarà un cambiamento radicale nella seconda parte del campionato, a mio avviso. Però sarà importante che queste ragazze qua comincino a pensare che la Serie D non è una terza divisione, non è una seconda divisione, cioè comincia a essere importante a livello mentale reagire da questo punto di vista qua e pensare che dovremo necessariamente fare quel salto di qualità che in questo momento qua non c'è. Ci vorrà tempo, ci vorrà lavoro a livello mentale specialmente, evitare che abbiano questa paura.